Troppo assai oggi, Lucaria, Come mai è arrivato prima lei, insomma, di Giovaniello? Dov'è Giovaniello? Perché chi l'uomo iludro sta a bascio che sta con un attrezzo che abbiamo cattato, loco. E che cos'è? L'annurca cravatta, prima. Annurca cravatta? Qual è la funzione di questo? Fa il nodo alla cravatta? Annurca la cravatta, e che cosa c'entra con lei che è un carpentiere? Vabbè, quando andiamo in botte in casa della gente, ogni tanto magari passa un bello signore che si fa la cravatta, annurcata e ce la facciamo noi. Ma finire sbatto, C'era pazienza, ma sta lì, ma sto annurca cravatta non si studia, come si fa? Guarda, facceremo. lei, ma mica la cagano, ma mi stai cannarino, vino! Ma sta lì, ma allora con la maccata da fasto, piazze cose. Chi si serve? Poi a te ti serve chi sta a oi? Quale? Ti serve chi sta a una sciarma braghetta? Giustamente, che so si frava gamba, per me si servono nostri amici che ci hanno mandato il fax. Chiamo il primo numero di telefono, Capuzzo, allora va un attimo coppa l'SMS, loco. Chiama bre a Capuzzo. Ma vi lo trovo su Capuzzo, innanzi tu caro proprio. Ci da bacio. Prima lo sa Capuzzo. Capuzzo io, qui. Eccolo qua, chi si sta chiamando al lago padre? Capuzzo Alessio. Voglio ci dice, ha mandato 200 messaggi, poi prima che succede, Ma pre. Via lì con la patria. Ciao, voglio, non bacia a te, sei un numero uno. Pure c'è una Alessio saluto. Pronto, buonasera, Capuzzo. Sì. Chi è, Alessio? Sì. Qui, lei, buonasera, senti, sono Mastaniello, fravagatore. Sì. Ehi, volevo sapere, stiamo venendo logo, tu ci stai a casa, ma venire la mattina, che mi fa? No, ma non c'è niente su fatto che hanno scaricato. E che ne sai che mi ha scaricato? Chi dai, ti gitti che mi ha scaricato? A pochi stanno pensando che attacca sul telefono. In gitti mi ha scaricato, chi già sapeva che mi ha scaricato. Bravo, già sapevo, ragazzi, è meno male che mi hanno mandato 200 messaggi. Non ci fate fesse perché noi dobbiamo fravigare, perché chi fravaga sfravaga. Non so moro mai fame, bravo, ma sta lì, oggi mi si è piaciuto, Mamma mia. Mamma non mi dà ma solo io. Mamma Tonino Natale. Ma sta ne volevo accattare l'attrezzo che hai visto là? Che attrezzo? A denucchia pocuno. È bello, è bello. Non la fa. Pronto? Tonino. Buonasera, chi è Tonino? Sono Andrea, il figlio, chi è? Ah, senti, voglio, ci sta papà, sono Mastaniello, fravagatore, buonasera a te. No, non ci sta. Ah, e come ci fa poi chiappare? Poi sul cellulare. Fai, io, ma pare proprio scustumatiello, sì, i tempi c'è sta roba coppo cambia, potessi pigliare carta e penna, ma fai sta ambasciata, che dici? Allora, ma tieni già la carta e la penna? Aspetta, Grazie. Sentite, ma un attimo solo, Giovanni, ma che stiamo parlando poco... Suaglione, ma chi lo figlio Antonio? È una poco ricchiuccio. Vabbè, ma tutte sì una conferenza. Ma sta ne facendo segnare chi la sente sa scrivere, voglio. Vabbè, voglio. Pronto? Pronto? Lo sapevo che ero scostumato. Chiamamela un'altra volta. Chiama qualcuno Chiama qualcuno. Chiama ancora un'altra, chiama che gli ha che ha schiarato, loco. Chiama bre. Amma bre. Ah, che fa? Prima ne c'è tutto capo oggi, prima che amma fa. Facciamo di tutto. Al momento. La papera non galleggia. Chiamiamo Antonio Rosso. Ah, Rosso la chisa. Ma bre. Allora, solo corso si dice. Coppo mare. Pronto? Pronto, Rossi? Sì? Buonasera, Mastaniello, buonasera, chi è, Tonino? No, ho sbagliato, penso. Scusate, Rossi Antonio? Sì. Scusate, siete voi, Rossi Antonio? Sì, lo sento, sì. Non c'è, pare che non volete parlare, si mi fa la pagatura, non si ma la finanza, non vi preoccupate. Sentite, teniamo sta roba coppo cambio, no? Siccome stanno pochi traffico, arriviamo alla persona... A chi cercate? A chi Rossi, scusate, Un minuto, Rossi cercate? Scusate, ma perché va alterato? Facciamo capire. Ma chi sei scemo? Chiamala ma come si permette? Ma viene un po'. Costumata. Ma che delinquenza ci sta in giro? Ma stai spiegarlo con calma, Dammi pure la via chi sto qua, 36, poi volevo un numero civico. Pure lo K, però, dammi pure lo DNA, hai visto? Tanto 147. Ma non ti sforno, io lo dico. Chissà dare soldi a tutto quanto. Questo deve dare soldi a tutto il monte. Ma come l'utra. Chiamiamo a qualcun altro. Che giornata, chiamata, va, mannaggia la morte, prima di sfogare oggi. Guarda che è schierata, ma sta lì, chi sfogasse proprio, magari. Senti, ma basta a casa di là, dammi. Ci piscia a casa perché chi lo sabato si mangia. Ma basta a me, lo poco pure a me. No, ma sta lì. Chiamiamo a pesce. Antonio ha chiamato oggi. Pesce Tonino, e siete sono arrivati così. Sì? Pronto, buonasera, pesce.
Sì? C'è stato Tonino, signore, buonasera, suo fravagatore, ma sta nero. No, non c'è. E come ci metterò, ma signore, la rusta? E vedete in 12 scolette, in betto spinto. Signore, ma che faccio? Chi l'ha visti? In 2 cincolette? Ma garanziale, scusa. Ecco voi da me che ne sa. Che ne sa, signore, pigliate carta e penna e segnate a masciata, che va a dire, chi lei ti chiama ma che sto, no? Io sto un coppo cambio, fra mezz'ora sto in loco. Cioè, si venga in loco e poi non sa la roba, lasciamela. E come la metto nome, signore? Ma io non so neanche che si tratta. Signor, ma voi non da sapere che si tratta, tu sapo marito, sapete pigliare una penna e una carta e scrivete, scusa. Sì. Ma che ci vuole? che ci vuole. Ma pure. Signor, da pigliare la carta. Che siamo che era Antonio. Allora, io da pigliare la bicca sta carta, sta qui. Amore. Era per un compare questo. Capito parlo? Capito? Allora dite? Questa deve essere la moglie di Antonio Rossi. Mentre essa sta a casa, il marito in 2 circolette si mangiano un po' il polacco. State sì. Pronta? Pronto, signore, buonasera. Allora, tenete la carta a penna. Sì. Allora, signore, scrivete, poi c'ho da Tonino, che lo già sa, avete capito? Allora, 34 sacchetti e giumenti. 34. Ma forse ma non è mio marito. Mamma mia, signore, che ma sti fermo, non sapete troppo fa, ma volete sapere, ma scrivete, ma dopo parlate con Tonino, e che noia fa, signore? 34 sacchetti di cemento. Si fa di, poi, un quintale rene e cium. Un quintale, ma si vengono Signore, ma non potete interrompere, ancora un coppo cellulare, si facciamo che sta, non a finire, signore. Allora un quintale di cemento. Un quintale e giumento, signore. Ma sta che non solo te un marito che va che polacco, è pure sordo. Ma tu state zitto, fammi parlare che c'è tardi. Allora, a marito, 34 sacchetti e giumenti abbiamo scritto, signore, giusto? Un quintale rene e cium e abbiamo scritto. Poi 48 cardarelle. Cardarella, ma signore, non ne ospita la cardarella, aspetta, marito, come ho chiamato? Senti, voi di sbagliate persone. Controlliamo. Allora, Antonio Pesce. Sì? Napoli, Cuba, Rubinacci 17. No, avete sbagliato. Come abbiamo sbagliato, signore? Avete sbagliato perché mio marito tutta questa roba non piglia mai. Ma voi state a Cuba, Rubinacci, no? Sì, ma... E allora siete voi! Signore, scusate, ma potete segnare sta roba esce dalla vostra marito? Facci questo piacere! Ma io mi sto facendo un piacere a voi perché noi non siamo noi! Ma quando mai? Ma chi l'ha mi ha chiamato un quarto d'ora fa, mi ha dato un numero di telefono, ma scusa! Signore, sto marito vostro, voi stai sempre con sti polacchi in 2 circolette, ma perché non viene a casa? Vabbè, Rini, poi, con un nudo contento, Giovanni, vabbè, signore, ammannanza! Comunque... Allora. 34 di cemento, un cosa è cium. Ma qualcosa è cium, signor, ma che state dicendo? Ammonetta, 34 sacchetti di ciumento. Un quintale rene cium. 48 cardarelle, signor, per piacere. 48 cardarelle? Abbiate pietà di me, sto stamattina in mia zapita, che mani spaccate e fatiche, signor. Ma voi avete ragione, ma io mi sto facendo un piacere. Ho capito, e se non scrivete, come può fare questo piacere che sto facendo i soldi coppo cellulare, signor? Vabbè. Poi. Dove in basta Casatiello? In basta Casatiello? Signor, ma perché da ride? Cioè, perché da ripete che le righe? Scusa, per dimmo tempo così. Signor, ma segnate e basta, ma che tenesi tu a pavalla che ripeti? Ma se tu sei una femmina così, per piacere, se la tenesse moglie, ma così, a giresse. Brava, ma sta lì, il marito piccioso non va che polacco. Allora, signor, non c'è indosso cam, stavo nella pasca, scrivete, per piacere. Sì. Rostavo, tu in basta Casatiello, l'avete scritto? Sì. Abbiamo finito questo. Poi, una sciarma vraghetta. Una sciarma? Una sciarma vraghetta. No, sciarma sta in Egitto, signor. Ma sta lì, sapete? Pure la signora è sciarma scema. Visto pure, sciarma scema. Una sciarma vraghetta, avete scritto? Sì. Poi, 2 zognataralla. 2 zognataralla? Abbiamo finito questo. Una girabrora. Girabrora? Sentite, abbiamo finito l'ultima cosa, la potete scrivere, non perdiamo lasciare nei pepe per la manestra, signore. Vabbè. Allora, hai sbagliato, ma paga la saccia, una nurga cravatta. Una nurga cravatta? E stiamo a posto. No, a rapina camion. Hai ragione, signor, scusate, l'ultima cosa, a rapina camion. Rapina camion? Sono tutte roba a fravacatura, signore, non mi preoccupare. Ma che mio marito non sa proprio indacchi su qua? Signore, ma mica da staisse da su qua, stiamo noi da su qua, scusate. Ma allora si va che canta un caffè o bar, no? Mica faccio un barristi, scusate. Ok. Signor,
Sì. Ripeto. Signora, ripetite che la gamma segnale, forza. Allora, 34... ma scusate. Signor magari scritto, scusa. 34 sacchetti. Cemento. Ma, Questo è alfabeto, non so per scrivere. Scusate, si Sono tastiera. analfabeti, mi sto a scrivere. Voi avete scritto e mo ripetite, Allora 34 sacchetti di cemento. Un quintale di scium. Ma qua è scium, signor, che va con due sani, pigli l'acqua e vuoi porta. Arena è scium, signor. Arena. Ma se ne stai chiamando la creatura, va buoni, Aspettate. Ma stare, la creatura stava chiamando perché con una nonna così. Maro a fornire. I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.